Forse non tutti sanno che quando abbiamo presenza di infezioni da arbovirus trasmesse da zanzara sul nostro territorio, ad esempio dengue, è previsto il monitoraggio e la verifica della presenza di adulti di zanzara femmina vicino al caso di infezione. È Valerio Valeriano, esperto del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'US6 Euganea, a spiegare come in caso di infezione umana si vada a scopo preventivo letteralmente a caccia di zanzare, diverse le tecniche usate. Una di queste, ad esempio, è lo human landing, che, come la locuzione intende, è l'atterraggio sull'uomo. Ovvero, io e i miei colleghi andiamo vicino a dove abita il caso, in un raggio di 200 metri, il caso quindi di infezione, e controlliamo che non ci siano atterraggi di zanzara su di noi. Questo viene fatto ovviamente in sicurezza, seguendo quanto dettato dal DGR 421 del 2025 della Regione del Veneto, utilizzando abiti coprenti chiari per la parte superiore del corpo, che quindi sono poco attrattivi, e abiti coprenti scuri sulla parte inferiore, che sono invece attrattivi. Per attirare artropodi potenzialmente infetti, esperti come il dottor Valeriano si posizionano in siti dove le femmine di zanzara tigre possono posarsi, come ad esempio una siepe. Si scrolla la siepe, si aspettano 15 minuti e si osserva se gli adulti di zanzara tigre si appoggiano su di te. In pratica si fa da esca. Un'altra modalità è l'uso di trappole ematologiche che richiedono più tempo, controllo che va fatto su più step. È anche importante fare questo tipo di controllo e monitoraggio dopo un trattamento di disinfestazione in presenza di virus. Perché? Perché così verifico che il trattamento che ho fatto sia stato efficace e quindi teoricamente ho sterilizzato, l'area attorno al caso di infezione.